Un sapore generalmente sottovalutato, l'amaro, e che invece appartiene a tantissimi ottimi cibi, ma soprattutto diventa il filo conduttore di tante altre possibilità, come quelle di coniugare l'enogastronomia alla cultura. Giacomo Gambi, assessore per la città di Imola, ad esempio 2 mostre open air, a partire da questa Porzioni abbondanti, che è stata realizzata proprio dall'autore dell'illustrazione del manifesto del Baccanale, Paolo Beghini. Sì, quest'anno con l'illustratore abbiamo pensato di declinare appunto il concetto di amaro in un radicchio con un puzzle, perché appunto il sapore amaro è un sapore particolare che solo con il tempo e con l'esperienza riesce ad essere, come dire, apprezzato, e partendo da una di queste illustrazioni in realtà l'illustratore Paolo Beghino ci ha permesso di in realtà appendere altri 10 delle sue immagini. Insomma, l'illustratore è molto noto, come dire, già nel mondo, in realtà sono diversi anche i giornali internazionali che hanno chiesto le sue vignette appunto, e partendo da dei colori molto forti in realtà ci si può permettere di analizzare in realtà una serie di temi molto importanti sul consumo e la produzione di cibo. Questo è il Baccanale, partire da un tema e riuscire a sviscerarlo e fare un'analisi in realtà di quello che può essere anche appunto il consumo e la produzione di cibo, quindi anche un livello credo alto, insomma, Certo, di cultura. di approfondimento. Ecco, tra l'altro l'illustratore Paolo Beghini accompagna anche nelle domeniche del Baccanale queste belle visite guidate attraverso le mostre che, dicevo, all'aperto sono 2, perché troviamo anche Amaroè sotto i portici della grande piazza. E in piazza Matteotti abbiamo un'altra mostra che si chiama Amaroè, con delle immagini che sono tratte dai fondi fotografici Alinari e Bertarelli, Alinari di Firenze e Bertarelli di Milano, che ci hanno concesso di utilizzare queste immagini, che invece ci invitano a riflettere sui prodotti amari e quindi quali siano i prodotti amari e come si cucinino i prodotti amari, come si coltivino i prodotti amari. E tra l'altro, se uno vuole anche entrare nei palazzi e nei musei, ha l'occasione anche in questo novembre. Assolutamente, questo è un mese molto denso, direi, di mostre, appunto. Oltre a queste 2 open air, diciamo così, a Palazzo Tozzoni abbiamo una mostra sul fondo fotografico Tozzoni, in biblioteca abbiamo una mostra sul 300 a Imola e le testimonianze dantesche nella città di Santerno, come viene definita Imola da Dante, quindi insomma è l'occasione per passare un weekend in questa città. Un Baccanale amaro come titolo, ma festoso per tutto il resto. Un Baccanale che tra l'altro rivede a pieno titolo il gioco di squadra, vero Marco Sì, intanto Panieri? di nuovo insieme è un'occasione per rivivere l'enogastronomia, le attività, ma quello che è anche il centro storico, come lo vediamo alle nostre spalle, con tante e ricche novità. Penso alle mostre di illustrazioni e questo gioco di squadra che, insieme agli eventi e insieme a tanti esercenti che hanno aderito, oltre 42, 100 eventi e tantissime novità, insomma si rappresenta una nuova edizione amara del Baccanale nel nostro centro storico e nella nostra città. E comunque sono tanti davvero gli eventi nelle piazze, ma anche nei teatri, e in particolare vogliamo ricordare un momento rituale che è quello del Garganello d'Oro, un premio che il Comune di Imola consegna tutti gli anni e quest'anno lega ulteriormente la città alla solidarietà. Un premio quest'anno dedicato al banco alimentare, quindi un premio, diciamo, molto ambito, che rappresenta 2 anni dalla pandemia. Diciamo, anche pensiamo all'edizione dell'anno scorso, era a porte chiuse, l'inaugurazione a teatro, perché eravamo nel pieno del mezzo del lockdown, no? Quest'anno invece viviamo un momento diverso, un momento anche di ripartenza, di futuro, e il Garganello d'Oro nei 30 anni dell'Associazione Banco Alimentare, un onlus che insieme ad altre sul territorio, penso a No Sprechi e penso a tante altre, contribuiscono alla gara della solidarietà, all'aiuto delle persone in difficoltà, e questo può essere un elemento anche molto importante per rappresentare quello che è il valore di questo associazionismo e il valore della solidarietà, che è un cardine della nostra comunità. E quindi la scelta è ricaduta sul banco alimentare, che ha anche a Imola la sede regionale e che rappresenta da tanti anni, anche insieme alla colletta alimentare e anche altri momenti, anche un'attenzione alle derrate alimentari, un'attenzione al cibo e soprattutto anche una sostenibilità in quello che è l'aiuto alle persone, ecco, da questo punto di vista. Ecco, c'è anche un altro retrogusto in questo Baccanale, fare rivivere in pieno il centro di Imola.
Sì, la sfida è far vivere il centro storico, è un punto cardine anche del nostro mandato, rilanciare le attività, rilanciare le occasioni di incontro e penso anche questa mattina, ma come altre mattine, come altre giornate, avere ad esempio alle nostre spalle illustrazioni fotografiche che permettono anche in qualsiasi giorno, in qualsiasi momento di vedere la nostra città anche un po' a festa se vogliamo e invitare le persone a vivere ai ristoranti che sono oltre 42, quelli che hanno aderito, oltre 120, ma anche vivere proprio e conoscere il centro storico in tutti i suoi angoli. È un'occasione importante, un'occasione che abbinata all'enogastronomia e alla cultura, insomma, dà quel senso anche di quella città in movimento che vuole trovare un punto d'incontro. Un'altra novità di questa edizione del Baccanale 2021 sono i fuori menù a cui partecipano caffetterie e pasticcerie, ma in questo caso anche una pizzeria. Siamo ospiti di Quattro Quinti, qui con noi Umberto Pelliconi. Allora, l'amaro in pizza. Sì, abbiamo cercato insieme al mio socio di costruire una pizza che desse questo sentore d'amaro. Alla base abbiamo una pancetta arrotolata, un fior di latte così entra in forno, all'uscita abbiamo un radicchio fresco di Chioggia, una noce tostata e una salsa al vino rosso. Andiamo a completarla con un po' di olio Sassi, che è il nostro olio che usiamo su quasi tutte le pizze. Quindi praticamente avete messo non solo le verdure ma tanti altri ingredienti dal retrogusto amaro. È una pizza baccanale o è una pizza sempreverde? No, diciamo che questa l'abbiamo ideata e la terremo solo per il baccanale, perché siamo andati a cercare sia l'amaro del classico del radicchio, sia della noce tostata e di questa salsa al vino rosso che è fatta con un fondo bruno prima e poi in riduzione di vino, quindi c'è questo sentore sia amaro ma non troppo spinto, cioè diciamo che va anche trovarsi un pochino nel dolce per non avere un amaro che sia sgradevole ma che ti possa permettere di mangiare la pizza tutti insieme senza lasciare lì qualche spicchio. Certo, allora diciamo che la vostra caratteristica è quella dell'utilizzo di materie prime di qualità per tutti i prodotti base e anche ovviamente quelli che sono gli ingredienti che via via si aggiungono, e poi fate una pizza vera napoletana, quindi col bordo grosso, io la chiamo così. Sì, noi diciamo che la nostra impronta è questa, pizza napoletana, quindi un cornicione pronunciato, una cottura molto violenta, quindi da 400 a 500 gradi per 60-90 secondi. E sì, è quello che noi che fin dall'inizio abbiamo cercato di lavorare con piccoli e medi produttori che ci garantiscono un prodotto di un'elevata qualità. Noi lavoriamo cercando di lavorare nel miglior modo possibile. Certo che la parte del leone al baccanale lo fanno sempre i ristoranti, ma quest'anno questa innovazione, i fuori menù, quindi abbiamo pasticcerie, caffetterie con caffè, il cioccolato, abbiamo i bar con la preparazione dei cocktail, e quindi abbiamo fatto un giro per il centro di Imola per assaggiare alcune preparazioni e poi finiamo naturalmente in bellezza. Dopo l'aperitivo andiamo a tavola, che sia pranzo che sia cena. Abbiamo scelto Osteria 900, che tra l'altro collega il centro della città con l'autodromo, che sarà sede il prossimo weekend del banco d'assaggio dei vini dell'Imolese, quindi dal centro della città all'autodromo, e al centro ci sta Orazio Galanti con il suo doppio menù del baccanale, perché abbiamo il menù di carne e il menù di pesce. Allora io direi di cominciare dalla carne, che si coniuga con tantissimi elementi amari. Sì, senz'altro. Dunque, come primo piatto abbiamo inserito il radicchio, che il radicchio è amaro, ha un sentore amarognolo che si sposa molto bene con la polenta morbida. Poi abbiamo i tortelli ripieni di patate di Bologna DOP e la vellutata di Cardo Gobbo, che è una tua specialità. Sì, il Cardo Gobbo è fornito da Ferri, un noto ortolano di Imola che tutti gli anni mi produce questo cardo che viene sotterrato e quindi rimane più tenero e molto più fragrante. Abbiamo fatto una crema con la patata di Bologna e abbiamo valorizzato questo prodotto assieme a loro. Siamo qua all'Osteria 900 a presentare questo piatto che abbiamo pensato fosse idoneo per questo tema importante, l'amaro, e in questo caso abbiamo voluto fare una guanciotta di vitellone brasata al sangiovese che viene servita con una purea di patate, del cavolo cappuccio rosso marinato all'aceto
e andiamo a rifinire tutto il piatto con questo fondo di cottura, quindi dove ha cotto la guanciotta, che va a annappare tutta la carne e a renderla ancora di più morbida al palato. Questa cuoce per 12 ore brasata, quindi nel suo liquido di cottura. La vado a mettere nella parte centrale del piatto, vado a nappare con il suo fondo di cottura questa emulsione di collageni della carne, di vino rosso e di aromi di spezie e di erbe aromatiche, e a rifinire la parte, diciamo, anche più interessante, che è quella che ci darà una nota leggermente amara ma anche acida, in modo da esaltare proprio la parte amara. La vado ad adagiare sopra il piatto e il piatto è finito. Molto semplice, essenziale, pronto da mangiare. Direi di finire con la schiuma di noci, perché qui avete utilizzato insieme allo zabaione i nocetti del rapace proprio della società Caci, e abbiamo visto che rappresenta uno dei palchi del gusto disseminati nel centro storico. Sì, io sto lavorando da parecchi anni con questa azienda che ha questi fantastici nocetti, da cui usiamo anche il nocino e via dicendo, e adesso proprio è iniziata la raccolta e ci hanno fornito queste stupende noci da poter assaggiare. Però una tua abitudine, dicevamo, è sempre quella di mettere anche per gli amanti del pescato un menù del baccanale Di pesce, dedicato. sì, tagliolini al pesto di rucola e noci con scampi al sentore d'arancia. D'arancia, che adesso anche le arance stanno arrivando, quindi dalla Sicilia abbiamo cercato di dare questo tocco un po' acidole e un po' amaro della buccia. La soddisfazione di questa partecipazione pluridecennale al baccanale. Sì, è sempre per noi molesi, almeno per me che ho un ristorante, è un grande evento. Infatti è una settimana che stiamo lavorando sodo per poter dare il meglio di noi stessi. Io lo sento proprio come una cosa mia, essere rappresentante di Imola, avere un ristorante e poter dare questa bella parte di noi di Imola a tutti quelli che possono venire qua a Imola e cercare di dargli una bella accoglienza. Allora, a questo punto naturalmente abbiamo tralasciato il brindisi, ma anche questo viene fatto con tutti vini del territorio, e quindi questo è il retrogusto amaro ma bellissimo del cin cin finale. E quindi dal baccanale, che dire, ci salutiamo, ma solo per qualche istante, perché la puntata continua e parliamo ancora di vino. Non saremo noi a farlo, ma sarà Claudio Ferri da due eventi molto importanti.